Cividale del Friuli al voto il prossimo 24-25 maggio per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. 3 candidati alla corsa di primo cittadino. Tra loro Attilio Vuga, già sindaco della città ducale per 2 mandati consecutivi dal 2000 al 2010, sostenuto da 3 liste politiche di centrodestra. Mi sono messo a disposizione per cercare di migliorare la situazione esistente a Cividale, perché credo, come la coalizione che mi sostiene, che Cividale debba ritornare al centro del suo territorio di riferimento, che comprende 17 comuni, ma non solo, al centro anche di relazioni e progetti che spazino oltre i confini della regione. I suoi primi 100 giorni in caso di elezione? Allora, nel caso di elezioni, i primi 100 giorni saranno dedicati a ricucire i rapporti con il territorio di cui parlavo prima, e di conoscere l'apparato comunale, che è molto cambiato rispetto agli anni precedenti, di continuare alcuni progetti che sono già avviati e di mettere a fuoco alcune delle progettualità più interessanti che abbiamo inserito nel nostro programma amministrativo, che è molto ampio. Concludo dicendo che quando intendo che Cividale deve tornare al centro, comprendo anche l'importanza del centro di Cividale come centro emporiale e di commercio.